Assessore, il Presidente ha detto una cosa molto importante, cioè se dovessimo passare in arancione bisogna fare di tutto per salvare la stagione in montagna. Con quali modi? Ma noi stiamo pensando a fare un'ordinanza che permetta in particolare ai turisti di continuare a sciare e quindi agli impiantisti di tenere aperti gli impianti. Questo diventa fondamentale perché sappiamo che gli impianti da sci non sono importanti soltanto per loro stessi, per gli operatori, ma sono fondamentali per tutto ciò che ne consegue, quindi alberghi, ristoranti, esercizi commerciali, cioè tutto il mondo della montagna d'inverno ruota attorno alla mobilità sciistica, questa è la verità. Quindi vogliamo fare un'ordinanza che permetta di andare a sciare anche in zona arancione, ma come? In sicurezza. Devo dire che il sistema del super ski da questo punto di vista è molto avanzato perché hanno utilizzato un metodo che permette di accoppiare lo ski pass, che è di fatto il biglietto che si utilizza per andare a sciare, che sia giornaliero, che sia settimanale o stagionale, al green pass, anzi o meglio al super green pass. Accoppiando questo, certificandone anche la validità in termini anagrafici, quindi essendo sicuri che chi acquista quello ski pass è accoppiato a quel green pass, dà la possibilità di andare a sciare al 100% a capienza rispetto al 2019. Mentre dovremmo negli impianti dove si va a controllo a campione, cioè dove non esiste questo sistema di controllo certificato, ridurremo la capienza. Questa è la differenza. Ma non c'è soltanto la montagna, si iniziano a avvertire, ci sono 8 milioni di italiani che hanno disdetto. Qual è la situazione in Veneto su questo fronte? Gli alberghi sembra che abbiano il pienone solo per i 3 giorni di Natale e poi malinconia. Sì, devo dire che con un certo rammarico anche io ho appreso dell'ordinanza del Ministro Speranza che, pur capibile per la situazione di necessità, ha messo un po' in difficoltà il mondo del turismo. Questo semplicemente perché molti turisti stranieri si stavano organizzando per entrare in Italia col tampone. E col fatto che è stata introdotta la quarantena, quindi 5 giorni, questo ha messo in difficoltà molti, mentre se si fosse comunicato fin dall'inizio che si entrava in Italia solo con vaccino, per esempio, tutti si sarebbero organizzati e molto probabilmente gli albergatori non avrebbero avuto prima le prenotazioni e poi le successive disdette. È il tema della programmazione, gli albergatori lamentano questo, attenzione, perché loro non è che dicano dobbiamo tenere aperti anche nelle situazioni di pandemia, cioè sono molto consci della situazione, dicono semplicemente non mandateci avanti per poi fare marcia indietro.